d'artificio finali, per cui abbiamo tenuto in grande considerazione naturalmente chi adesso andrà a parlare. Con grande piacere che vi presento l'avvocato Alessio Morosin. È stato consigliere della Regione Veneto, difensore dei Serenissimi, e ci parla di qualcosa che ci importa moltissimo, ci parla di diritti, del diritto di un popolo a rivendicare, ma soprattutto a ottenere il riconoscimento secondo il diritto internazionale. Cedo la parola all'avvocato Alessio Morosin. Buonasera a tutti. Spero che si senta, cercherò di adeguare la mia vicinanza al microfono. Io vi ringrazio veramente di cuore perché siete in tanti e vedere tante persone emoziona, però credo che il fatto che siete in tanti, che siamo in tanti, sia un elemento che vi condiziona tra di voi. Non sarà importante, non è importante o molto importante quello che abbiamo detto e stiamo dicendo noi questa sera, ma quello che voi percepite l'uno dall'altro. Quando si entra in una sala affollata per ascoltare la voce di qualcuno che non si conosce e soprattutto il progetto, un progetto che può anche intimidire, perché parlare di Veneto Stato indipendente non è stato facile neanche per noi all'inizio, non perché siamo pusillanimi e temiamo di parlare di indipendenza, ma perché temevamo di non essere capiti. Temevamo che questo messaggio, da noi ritenuto necessario, urgente, indifferibile, non fosse compreso. Finché si parla tra pochi amici, il consenso lo si ottiene per simpatia, per credibilità, perché siete persone serie. Ma quando ci si rivolge a platee dove i volti sono sconosciuti, dove le persone non sono da noi precedentemente incontrate, potrebbe succedere che un messaggio troppo forte non viene recepito adeguatamente. E invece io vi dico questa sera, e voi lo sapete perché siete in tanti, che noi di Veneto Stato, voi che partecipate a questa assemblea, avete già capito che siamo in ritardo rispetto all'emergenza che ci attanaglia ogni giorno in modo più pressante e insopportabile. Quindi Veneto Stato è una necessità. Voi l'avete capito, non siamo noi a spiegarvelo questa sera. Voi presenti in questa sala, se siete venuti, se avete chiuso il televisore, se avete rinunciato ad altri impegni, avete già capito che è tardi, che è necessario comunque unirsi tutti per conquistare l'indipendenza. In modo, diciamolo più volte stasera, non dimenticatelo, in modo elettorale, in modo pacifico, in modo democratico. Questi sono dei binari, dei punti fermi sui quali noi, il partito, il movimento, anzi, mai permetterà a qualcuno di transigere. Sono regole ferme. Se qualcuno malauguratamente ha dato l'impressione che noi siamo quelli che vanno a sbattere la testa contro i poliziotti, ha sbagliato il movimento. Non ci appartengono né gli atti di violenza e nemmeno le intenzioni di violenza. Per noi il metodo è quello elettorale, ripeto, pacifico e democratico. Allora, brevemente, 3 sono i momenti sui quali vorrei intrattenermi. Perché Veneto Stato? Come Veneto Stato? Allora, e in che modo, se volete? Allora, il perché l'avete a portata di mano tutti voi, ogni giorno in modo più pressante cogliamo le ragioni
di una indipendenza di questo territorio dove l'Italia e le cui istituzioni sono evidentemente già fallite. Guardate che noi non godiamo del fallimento delle istituzioni italiane, non siamo così sciocchi da fare come altri che hanno gridato a Roma ladrona e poi sono andati a finire in Tanzania e in altri luoghi, che oggi chi governa questa regione e sono dello stesso partito non sanno come ottenere l'indipendenza volendola come noi. Si ottiene l'indipendenza del Veneto. Guardate, ho detto, noi non vogliamo, l'ha ricordato bene Teresa all'inizio, e l'avete percepito da tutti gli interventi, la positività. La volontà ferma di non parlare male di nessuno. Organo interno, se può, il Quebec, che è una provincia, una regione, chiamatela come volete, di lingua francese all'interno del Canada, staccarsi e diventare uno Stato indipendente. Ebbene, sapete che cosa ha risposto con una sentenza dell'agosto del 1998 la Corte Suprema interna allo Stato canadese, non una Corte internazionale, la Corte Suprema interna? Ha detto che le tre ipotesi, le prime due che abbiamo enunciate, vedono una terza ipotesi, che secondo il diritto internazionale giustifica l'esercizio del diritto all'autodeterminazione. E sapete qual è questa terza ipotesi? È la terza ipotesi dei popoli che vedono impedito l'esercizio dell'autogoverno in ambito politico, economico, sociale e culturale. Ora io chiedo a voi, chiedo a questa sala, a ognuno di voi, ritenete che in questo momento questi diritti fondamentali che noi veneti dovremmo e potremmo vedere valorizzati ed esercitati si possa in Italia ritenere che siano soddisfatti? Io credo di no, ma non sono io che ve lo dico. C'è un illustre docente universitario che io richiamo sempre, e anche oggi nell'editoriale del Corriere della Sera, e gliel'hanno dato ancora lui, che è il professor Ainis, col quale non ho neanche consonanza di idee, perché si sa che è un uomo di sinistra, ma è un uomo che sa pensare e che sa porre dubbi e sa proporre delle risposte. Ebbene, anche oggi, se andate a vedere l'editoriale, dopo aver detto che i partiti non rappresentano più quello che è il consenso che dovevano rappresentare il Parlamento, praticamente non c'è più la politica, c'è un Parlamento che non svolge le sue funzioni, dice che lo Stato deve essere ripreso dai cittadini. Finisce dicendo che i cittadini devono farsi carico di essere Stato. Andate a vederlo. Qualche giorno fa citava in un altro editoriale il tradimento della Costituzione, la truffa, la chiamata della Costituzione italiana, laddove per esempio a un articolo, l'articolo 49 sull'organizzazione dei partiti, la Carta Costituzionale italiana dice che devono essere organizzati in modo democratico. Allora lui dice: vi pare, e faceva gli esempi sia del partito di centrodestra che di centro-sinistra, ma anche della Lega, che questi partiti siano il frutto e la conseguenza di un'organizzazione democratica interna? Quello che ha costruito sul Predellino, quell'altro di Ende che ha fatto un consiglio invece dell'assemblea, il PD che l'ha fatto con un 20% invece con tutti gli iscritti, e avanti di questo passo. Ainis, che parla, non sono io, dice la Costituzione è stata tradita, anzi truffata. Allora vedete, questo è uno Stato, l'Italia, che vive di illegalità, e quando lo Stato vive di illegalità ha paura nel vedere che ci sia un movimento come il nostro che parla di legalità, di indipendenza secondo un percorso. Quando si usano questi strumenti, quando si usano le carte che gli altri a voce ritengono siano importanti, i diritti fondamentali
fondamentali della persona. Quali diritti fondamentali della persona? Umberto Vecchiato vi ha detto prima, ci sono delle persone che sono così ridotte in difficoltà economica che dormono vestite col cappotto. Io citavo per l'altro giorno il fatto che mi hanno riferito un gestore, un distributore, che la gente va a fare 5 euro di notte di benzina perché si vergogna a farla di giorno. C'è una povertà crescente. Qui si stanno toccando da parte di un governo che si dice tecnico, ma in realtà è uno dei più incisivi governi politici che ci siano mai stati, con la complicità di tutte le forze politiche che inerti e incapaci guardano lo spazio che sta accadendo solo pensando di salvare se stesse. Un giorno parlano di nuova legge elettorale, l'altro giorno, e adesso l'hanno già dimenticato, di riforme costituzionali. Non sanno più cosa invocare, ma voi credete che questi possano avere titolo per fare riforme costituzionali? Ma se sanno che ci vogliono 2 passaggi al Parlamento, come è pensabile che nei pochi mesi che mancano, 12 mesi meno alla fine naturale della legislatura, che si possano portare avanti delle riforme costituzionali? Questi non sanno più da che parte andare, non sanno più cos'è la politica, non sanno più quali sono gli interessi fondamentali della gente, non capiscono che la gente sta soffrendo, che ormai con queste misure approvate con indifferenza da centrodestra e centrosinistra, con la complicità, non dimentichiamolo, di quelli che sono all'opposizione da 100 giorni, ma che per 9 anni e mezzo nulla hanno fatto per scardinare il malaffare, la corruzione, il finanziamento illegale ai partiti e anche più legale, che si pare legale, in realtà è una truffa organizzata nel modo più subdolo. Noi abbiamo votato un referendum che diceva no al finanziamento pubblico ai partiti, ve lo siete dimenticato? Hanno inventato nel 2006 il rimborso elettorale, 4 volte tanto quanto spendono, e poi portano i soldi in Tanzania o quell'altro che si compra le ville, destra, centro, sinistra, Lega, è la stessa cosa. Non andrà mai a Roma. Questo è il punto. Mai a Roma andremo da turisti, e se no andremo come rappresentanti delle istituzioni venete, ovvero di uno Stato estero. Questo è quello che è il nostro. Sono convinto che gli argomenti sono delicati e gravi, ma voglio trasmettervi serenità, voglio convincervi, perché ne sono fortemente convinto io, che non è con la buttata, non è con la voce magari più spinta, non è con un po' di fantasia che noi vogliamo operare. Io vi parlo con molta energia perché quello che dico è quello che il mio cuore sente. Gianluca Tantarutti, il collega, vi ha parlato di cuore. Tanti altri dei nostri militanti parlano col cuore. E poi, ovviamente, non basta il cuore, ci vuole anche il ragionamento, il pensiero, la fermezza, come diceva il segretario Pizzati, la naturalezza, come diceva Gianluca Busato, perché il diritto all'indipendenza non dobbiamo vederlo come una cosa astrusa, una cosa da fantasiosi, no, è una cosa naturale, perché se la percepiamo come naturale riusciamo a realizzarla, se non la sentiamo come naturale non verrà mai. E guardate, sembra una coincidenza, ma il diritto all'autodeterminazione è, secondo il diritto internazionale, un diritto naturale delle genti, perché il diritto positivo, le leggi, quelle che conosciamo come leggi dei codici, sono il diritto positivo, quelle che fa lo Stato sono una cosa, ma il diritto fondante, il diritto positivo, è il diritto naturale.
I diritti fondamentali dell'uomo sono i diritti naturali dell'uomo, sono quelli che vengono prima delle leggi, perché l'uomo non viene dopo la norma giuridica, viene prima della norma giuridica, viene lui, l'uomo, il cittadino che fonda il diritto, non è il diritto che regola la vita dell'uomo. Questi sono principi cardini. E il diritto all'autodeterminazione dei popoli, che oggi chiamiamo diritto, che fino alla Carta dell'ONU del 1948 era un mero principio politico, oggi invece è, perché regolato e previsto dall'articolo 1,2 e dall'articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite, è non più e non solo un principio politico, ma è un principio e norma di diritto cogente, quindi direttamente applicabili a tutti gli stati, a tutti gli ordinamenti giuridici che nel mondo hanno riconosciuto la Carta dell'ONU. L'Italia è una di queste. Quando si doveva riconoscere la Carta dell'ONU, nessuno si è preoccupato se poi ci potevano essere situazioni come quella attuale. Ma purtroppo i tempi ci chiamano noi e chiamano l'Italia a una responsabilità. Attenzione, non sfidate quelle che sono norme di diritto cogente che vengono dalla Carta dell'ONU. Il mondo non tollererebbe, soprattutto se i veneti saranno compatti, saranno massicciamente pronti a votare il nostro progetto, che è un percorso legale. Come? E vado a concludere per lasciarvi qualche elemento magari più preciso. Come? È semplice. Innanzitutto noi raccogliamo le firme per un referendum. Non abbiamo fiducia però di questi governanti, perché rispondono a Roma, a Milano, e quindi probabilmente le nostre aspettative generose saranno tradite e disilluse. Ma c'è uno strumento più forte, è una cosa che loro si spaventano solo a pensare, ma noi gliela stiamo dicendo con molta convinzione. Qual è questa cosa che spaventa? È che se noi, e sarà così, ci presenteremo alla prossima tornata elettorale al rinnovo del Consiglio regionale dicendo, come hanno fatto gli amici della Scozia peraltro, quindi abbiamo anche esempi molto importanti già attuati, diremo nel nostro programma politico c'è l'indizione di un referendum col quale si chiederà ai veneti: volete voi veneti diventare uno Stato indipendente, sì o no? Se la gente ci vota, e ci voterà perché ne sono convinto, e otterremo la maggioranza, e sono certo che la otterremo perché lo sfascio altrimenti non si può superare, se otterremo la maggioranza, chi, chiedo io a voi e chiedo a loro, chi può impedire l'esercizio pacifico, elettorale e democratico del diritto di autodeterminazione? Nessuno può impedire, perché nessuno può dirmi come incautamente scritto nel 1848 l'allora re d'Italia, quando emanò lo Statuto Albertino, e scrisse: questa è una legge perpetua e irrevocabile, una legge fondamentale come lo Statuto era perpetuo e irrevocabile. Chiedo a voi, oggi abbiamo lo Statuto Albertino? Evidente che no. E quindi che cosa ha detto il re quando ha proclamato che il suo Statuto era una legge perpetua e irrevocabile? Ha detto due cordellerie insieme, nient'altro, perché la storia non è un canovaccio già scritto da qualche sapiente che sta a Roma o a Milano o anche a Bruxelles. La storia siamo noi che consapevolmente, responsabilmente, e quindi assumendoci le responsabilità del nostro gesto, in modo, ripeto ancora, stancandoli, pacifico, elettorale e democratico, stabiliremo quale sarà il nostro futuro. Questo dovete portare a casa stasera. Qui non avete una banda di esaltati, avete gente che vi parla col cuore. L'Italia sul letto di morte. Facciamo
una onorevole sepoltura, senza gioire, ma lasciarlo alla sua sorte. Noi abbiamo un cammino radioso davanti, nei popoli del mondo si vede l'orizzonte, non nei confini provinciali dell'Italia. La Scozia, che ha una storia meno robusta della nostra, che ricorda la sua sovranità molto più datata del Veneto, perché loro hanno 300 anni di attesa, noi ne abbiamo molto meno, perché la Repubblica Serenissima è finita il tremendo giorno del 12 maggio 1797, poi ci ha provato Daniele Manin nel 1848 per un anno circa, ma mai è morta la radice indipendenza, perché la nostra identità, la nostra cultura si è mantenuta viva, si è mantenuta forte, si è mantenuta sempre intatta di valori che io credo siano ancora presenti nella nostra comunità. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere l'obiettivo dell'indipendenza, basta che noi ci crediamo, basta che siamo in tanti, che diamo consenso. Lo Stato italiano, sapete cosa fa? Sarà costretto a fare quello che ha detto la Corte Suprema in Canada, quando nella parte finale di quella famosa sentenza che citavo dell'agosto 1998, ha detto due cose. La prima ha detto che nessuno ha il monopolio della verità in una sentenza, nessuno ha il monopolio della verità, e l'altra ha parlato di obbligazione, di necessità di trattativa politicamente, e quindi un organo giudiziario investito della questione giuridica ha rimandato il problema sul piano politico. Vuol dire che politicamente la risolviamo, non c'è giudice che ci darà mai ragione sulla richiesta, un giudice costituzionale italiano o un altro organo di giustizia che dirà che possiamo fare il referendum. Ma se lo facciamo di fatto, se siamo investiti di un consenso elettorale e poi lo realizziamo, non ci sarà nessuno che può fermarci, perché gli strumenti del diritto internazionale, gli organi della giustizia internazionale sono dalla nostra parte. Basta alzare lo sguardo dall'orizzonte, andare oltre il provincialismo morente dell'Italia per elevarsi a un orizzonte che è quello appunto del mondo intero che ci aspetta, perché il Veneto è stato un popolo e ha avuto delle istituzioni onorate nel mondo per secoli e secoli. L'esperienza ordinamentale nella varia estensione territoriale, qui abbiamo gli amici di Brescia, alcuni che sono venuti, vi rendete conto, vengono ancora oggi da Brescia, da Bergamo, dove c'è l'uomo armato, perché vogliono quello che sentono nel cuore, quello che appartiene all'identità, creata in 1100 anni, capite? Questo è il punto. Quindi dietro di noi c'è una forte identità, c'è la consapevolezza della possibilità di realizzare l'obiettivo. Quindi il percorso è legale, è un percorso di gente convinta, seria, è un percorso che è possibile se siamo in tanti a sostenere il Veneto Stato. Quindi sosteniamo Veneto Stato, viva San Marco, grazie. Ecco, grazie. Adesso